L'onorevole Giuseppe Perconti del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Attività Produttiva della Camera dei Deputati, è intervenuto ieri all'Assemblea quadriennale della CNA, che aveva come tema, tra gli altri, quella dei fondi del PNRR, la creazione di una rete sociale tra varie istituzioni per un adeguato investimento nelle nostre zone. Diverse sono state in merito le critiche avvenute dai vari ordini professionali per le scarse risorse destinate alla nostra provincia. Sentiamo in merito il parlamentare di 5 Stelle Perconti, intervistato da noi anche su altre tematiche di natura politica inerente il Movimento 5 Stelle. Ci sono 6 missioni all'interno del piano nazionale che riguardano archiviazione, digitalizzazione, mobilità sostenibile. Ovviamente devono essere anche un po' i comuni a controllare i bandi e a partecipare. Per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità sostenibile ci sarà il raddoppio della Palermo-Catania-Messina e quello sarà solo l'avamposto per ottimizzare la rete a livello regionale. Oggi qui la CNA discuterà proprio di queste risorse. Sì, assolutamente sì, dobbiamo prepararci perché oltre ai fondi dell'RRF ci saranno tantissimi altri fonti di finanziamento più tutta la programmazione settennale della Comunità Europea. Il nuovo corso di 5 Stelle con l'ex presidente Conte, il suo punto di vista e quali obiettivi pensa che si potranno raggiungere a livello di futuro del Partito 5 Stelle? Si va subito avanti adesso con l'organizzazione del nuovo movimento. Penso che Conte ha già dimostrato in passato le sue capacità, le dimostra ogni giorno. Andiamo avanti con Giuseppe Conte e questo sarà un anno molto importante per il futuro del Movimento 5 Stelle. Come valuta questi provvedimenti che Draghi ieri avrebbe annunciato nella sua conferenza stampa relativamente alla terza dose del vaccino e all'obbligatorietà di fare il vaccino? C'è una spaccatura all'interno della Lega, insomma il vostro ruolo nel governo Draghi qual è? Sicuramente anche l'arrivo del semestre bianco ha creato un po' di marasma all'interno della maggioranza e sappiamo tutti che è un governo di necessità, noi non è che siamo felicissimi di governare tutti insieme, ci sono dei ragionamenti e sicuramente si troverà la soluzione migliore. La 5 Stelle andrà avanti unitariamente anche se c'è stata qualche defezione? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Come vi porrete all'interno delle prossime consultazioni provinciali che interesseranno diversi comuni, tra cui Favara e Porto Empedocle, ma anche altre realtà locali come Canicattì? Ecco, quale sarà il vostro ruolo? Allora, noi abbiamo aperto alle liste civiche e abbiamo dei ragionamenti aperti con le forze di centrosinistra, ma questo non ci vincola assolutamente al centrosinistra. In alcuni comuni ci possiamo presentare da soli, stiamo ragionando con delle liste civiche e sicuramente ci sarà un nostro impegno importante alle prossime amministrative. A Porto Empedocle c'è il nostro sindaco uscente che sta ripresentando la lista, quindi